La talassemia impatta centinaia di persone qua in Sardegna e le loro famiglie, quindi è importante dire che da oggi si cambia ed è importante dire anche che ci sono centri di eccellenza. Questa è una cura che può essere presa in carico solo se c'è una competenza multidisciplinare, c'è un contesto di trattamento cellulare avanzato. Quindi io sono molto contenta oggi di poter dire che questo centro di eccellenza è qua al Brozzo e non varrà soltanto per la Sardegna, perché la talassemia non è un problema solo sardo, ma varrà anche per chi dal resto d'Italia vorrà venire, a curarsi qua. Quindi la cosa importante secondo me è dire che c'è una svolta, dire che in questo momento un problema sostanziale che si, gestiva solo col trapianto del midollo, con, le trasfusioni a costo di un sacrificio di vita importantissimo, può essere gestito in maniera definitiva. Credo che sia veramente un cambio di passo importante. Io credo che bisogna riconoscere che le competenze sulla talassemia sono competenze che vengono da lontano, appunto dal lavoro e dal sacrificio del dottor Cao, dalle eccellenze che sono state costruite nel microcitemico e che non si devono disperdere. Credo che sia importante oggi parlare proprio di questo, non solo della terapia o di quello che si potrà fare, ma del mantenimento delle competenze e anche del riconoscere che l'eccellenza è anche di quest'isola. È importante perché noi siamo abituati sempre a raccontare quello che va male, e invece per riprendere speranze, soprattutto per ridare speranze ai nostri cittadini, bisogna parlare anche delle cose che vanno bene, non dimenticandosi dei tantissimi problemi che ci sono. Prima di qua stavo facendo i conti col Copweb, delle agende che non funzionavano, però bisogna veramente raccontare anche delle cose positive e questa è una storia di eccellenza.